Bentrovate alla rassegna Plus di TG Plus, la rassegna che è la rassegna stampa che va in onda tutte le mattine in base alle province. Noi cominciamo sempre con la provincia di Padova, l'asse dei sindaci di centrosinistra della 4, vedete che è ben raffigurata. Dal mattino parte da Trieste e arriva a Torino e quindi regolarmente troviamo un sindaco che si prende una fetta di questa strada, quindi è importante per il PD avere messo queste pedine, la sottile linea rossa lungo la A4 viene chiamato dal giornale di Padova. Spaccate e furti, scoperta la banda che razziava le bici e finalmente, diciamo noi, 25 negozi svuotati di prodotti di alta gamma e il garage ripuliti, le vittime intercettate anche attraverso le chat degli appassionati, quelli che seguono sempre le chat. Nella fotonotizia, gli studenti dell'istituto Kennedy in Romagna a spalare il fango, e poi le notizie di cronaca, la migliore sanità è l'azienda ma anche i medici peggio pagati. Arriva la stretta su AIRMAB, il comune più poteri e sindaci, schianto in moto contro un furgone a Vigonovo, muore purtroppo un 68enne. Andiamo a vedere anche che cosa dice il Gazzettino, giornale Veneto per antonomasia, sanità politica e TV, l'inedito asse tra la Lega e PD, minacce no, esercizio di cronaca sulla difesa. E andiamo a vedere invece, dopo il voto di Schlein sotto assedio, non day after della sconfitta, il PD studia le mosse, spunta l'ipotesi costituente Conte campo largo inutile. E sotto la fotonotizia, la finanza contesta 150 euro di evasione fiscale, panificio no tax, zero scontrini in tot anni. E lo avrà detto, beh, io mi sono difeso, sempre la solita cosa che si sente regolarmente questa, no? Sul Corriere del Veneto c'è sempre una grande fotonotizia di Possamai, vincitore Vicenza, il Possamai Brothers. Noi tutti in campo, siamo una bella squadra questa famiglia, c'è anche quando c'è l'unione familiare spesso si portano a casa i risultati. Centrosinistra nasce l'asse dei sindaci, vertici Possamai, Tommasi, Giordani, da qui proposte forti su mobilità, ambiente e turismo. La Shine venga qui a vedere come si vince in terre ostili. Bici di lusso, presa la banda, almeno 25 colpi, sono quelli di prima, i sindaci in molte scuole si nascondono le aggressioni e Venezia il clima migliore, merito della bellezza marina. Azzannato da un Doberman in un'officina è grave, l'abbiamo trattata anche noi questa notizia, il salone nautico, la sfida sostenibile. Andiamo a vedere la pagina di TG Plus, anche la nostra. Vedete che Treviso fra le prime 4 città dell'Europa Green Leaf Award 2025, ma per andare a Treviso nella home page andiamo a trovare altre notizie tipo quella dell'aggredito del Doberman in officina, la festa della Repubblica, il programma delle cerimonie a Treviso. È tutto per quanto riguarda Treviso.